poltrona per due. Chi vince va in finale e troverà domani alle 16:30 qui alla Belmonte Arena l'Antenore Sport Padova. Stefano Testoni con le immagini di Fuzza Veneto TV, dei highlights di Roplotz. Benvenuti alla Belmonte Arena. Scuola, pronto signor Albertin a dare il via, e arriva in questo momento padre che hanno segnato e difeso molto bene nei rispettivi gironi. Palla intanto per Narciso, il tiro. Chong intanto, muove palla permanente, ottimo lo scambio con una Chong ancora permanente, il pallone in mezzo, salvato lì all'ultimo, poi la risposta di Savoiani in contropiede che poteva ripartire del cornendo, pericolosissimo qui il Bissuola. Amoroso, deve la parte opposta, Amoroso punta, Amoroso! Il piccolo lupo l'ha subito combinata, chiede calma però ai suoi tifosi, va a pettinarsi e c'è il vantaggio di Nicola Amoroso che elude l'intervento della difesa del Bissuola. Lo rivediamo, salta un giocatore, il numero 9 Topan, poi salta che il portiere nulla può nel tentativo di recuperare il pallone difensore. Filippo Savoiani recupera ancora però dal pezzo fermato, sì che protegge bene il pallone, palla per Amoroso che non riesce a saltare, Manente che è bravo a portargli via il pallone, Manente va sul fondo, Manente, Cimolin, Amoroso doveva calciare subito sull'ottimo invito di Capitan Federico Pretto, va dalla parte opposta con Bettiol, Vicentina, attenzione qui il rilancio per Amoroso, la risposta è Amoroso e poi il pallone che resta lì lo scarico a sinistra per il libero del pezzo che rischia, va a terra, Cimolin, si ritrova il pallone sotto il lato di invece il Cornedo, secondo nel girone vinto dall'Antenor con Sandro di Chong, il tiro, intanto il tiro alla ribattuta ancora Bettiolo per il Bissuola che gira lato verso Chong che la carica del destro, poi sul sinistro il tiro, il gol, il pareggio del capitano Chong, uno schema tocco pivot e poi la bordata di Chong che aveva dato lo squillo in precedenza e adesso ha letteralmente azionato la modalità sveglia, ricorsa corta per Chong, prova a toccare Chong, poi lo schema, il passo di Amoroso inizio primo tempo, il pareggio di Chong, inizio ripresa, qui tanto si prende un'altra deviazione, poi il pallone che resta lì di testa, la palla regalata a Chong sul sinistro e poi ancora perché protesta, non ho capito per cosa, palla in fondo per Chong, il pallone in mezzo, Boscolo intanto fa vedere Manente di vicino, Boscolo, il tiro di Manente dietro per Amoroso, perde il pallone Amoroso, riparte Pistoresi e Cimolin dice laterale in attacco per il Bissuola con Pistoresi, palla che ora scotta il pallone che resta lì, poi la risposta di Cimolin con la faccia, Topan intanto come un fulmine entra dentro, palla permanente, il tiro, gol! La decide Manente con un tiro praticamente da posizione defilata, all'ultimo respiro Manente la mette sull'angolino lontano, ci proverà fino all'ultimo con Lenzi, portiere di movimento, presa del Bissuola e arriva il triplice fischio finale con il Bissuola che lo scorso anno ha trionfato con l'Under 15 e con la stessa squadra all'ultimo respiro si prende la finale. Lo Stefano Testoni adesso va a farsi una grande birra perché ne ha bisogno, ringrazia Fuzza Veneto TV e Roblotz.